Ancora il calcio e il campionato di promozione. Domani, domenica 22 marzo, si gioca a Gemini Aragona. Ascoltiamo il presidente Luigi Monreale e l'allenatore Carmelo Giordano. Presidente, vigilia di partita di derby sul campo del San Giovanni Gemini, in palio punti importantissimi. È la partita più importante della stagione? Potrebbe diventarla, potrebbe diventarla perché è chiaro che è una partita molto importante dove la posta in palio è molto alta, soprattutto alla luce delle decisioni prese in settimana del giudice sportivo che ha tra virgolette rimodulato la classifica, per cui serviranno più punti rispetto a quelli che noi avevamo programmato per traguardare l'obiettivo e di conseguenza domenica andremo a fare la partita a Gemini. Quali sono le insidie di questa trasferta? Ma guarda, le insidie sicuramente sono relative al terreno di gioco, sul quale noi non siamo abituati, però l'esperienza che hanno i miei ragazzi, l'ardore che metteranno in campo, probabilmente riuscirà a mitigare questa difficoltà. Posta in palio, come detto, importantissima, il Gemini per i playoff, l'Aragona per il salto di categoria. Allora che gara si aspetta il Presidente? È una gara sicuramente maschia, una gara tosta, una gara dove i margini di errore devono essere ridotti al minimo, una gara dove può fare la differenza sicuramente la giocata individuale, ma noi siamo pronti. Io vedo i ragazzi che sono veramente sul pezzo, sono carichi e quindi sono sicuro che domenica andremo a disputare una grande partita. La squadra non sarà da sola, ma avrà il supporto, l'apporto, il sostegno di tanti tifosi aragonesi. Sì, in settimana sono arrivate parecchie richieste di tifosi sportivi che vogliono partecipare a questa trasferta, quindi prevediamo un esodo da parte di tifosi aragonesi in quel di San Giovanni Gemini. Ecco, però tengo a precisare che è una partita di calcio, quindi l'obiettivo è quello che ci dobbiamo divertire nel massimo rispetto fra tifosi e fra società con cui evidentemente intercorrono rapporti eccellenti. Mister Carmelo Giordano, vigilia di derby sul campo del Gemini, in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni, il Gemini per i playoff, l'Aragona per il salto di categoria. E allora che partita dobbiamo aspettarci? È una partita difficile, complicata, perché incontriamo una delle squadre più forti del campionato. Si incontrano due società che per tifoserie penso che siano il massimo per il girone A, quindi sarà uno spettacolo anche fuori. Mi auguro e sono sicuro che sia una bellissima giornata di sport. Il calcio ha bisogno di questo tipo di partite e penso che Gemini e Aragona saranno in grado di regalare uno spot positivo. Come si prepara una partita di questo livello, di questa importanza? Sono di quelle partite che dal punto di vista motivazionale si preparano da sole, proprio per l'importanza dei punti in palio e anche per quello che sarà lo scenario fuori dal campo, quindi due tifoserie, delle coreografie belle. Quindi una partita dove, come dicevo all'andata, il margine d'errore deve essere pari a zero, una partita dove ogni errore può essere punito da una parte o dall'altra, quindi penso che possa essere una partita molto equilibrata dove poi la differenza dei singoli possa fare la differenza. È la partita più importante della stagione? Sicuramente ora sono punti che valgono doppio per l'importanza che assumono in termini di classifica, per quello che rappresenta per noi per avvicinarci a questo sogno. Però ci sono poi altre partite ancora importanti tipo Margheritese, Alcamo, Fulgatore, quindi non la definirei la partita più importante della stagione, ma una partita di calcio. Come è arrivata a questa sfida? Arriviamo bene perché la squadra viene da una prestazione positiva col Palermo, dove ha sciorinato belle trame di gioco. Siamo consapevoli e convinti che per uscire indenni dal Nino Lo Bue serve la migliore Aragona
stiamo preparando ogni minimo dettaglio per regalare un'ulteriore soddisfazione alla società che sta lavorando in maniera perfetta, ai nostri tifosi che già in settimana ci sostengono. Anzi, faccio un appello ai tifosi di Aragona affinché possano raggiungere numerosi Gemini, ma nello stesso tempo di avere, e sono sicuro che l'avranno, un atteggiamento corretto, sportivo, pensare a tifare solo l'Aragona senza creare nessun tipo di campanellismo. Firmeresti per un pareggio? No, non firmerei per un pareggio, non firmerei affinché il Gemini non possa schierare la migliore formazione, quindi spero che il Gemini possa schierare la migliore formazione, come lo faremo noi, perché questi derby e queste vetrine meritano i migliori interpreti.